Welcome back guys, attenzione, siamo di nuovo qui su Far Cry 4, vediamo un po' quello che possiamo fare. Iniziamo sotto il fuoco nemico, vediamo un po' quello che è successo. Allora, oggi vedremo un po' di continuare la nostra avventura. Aspettate che abbasso un po' il volume perché mi stanno maciullando un po' le orecchie. Allora, vediamo che succede. C'è una piccola sparatoria a nord dalla nostra posizione e schermaglia, aiuta i ribelli a combattere. Attenzione, avversari davanti a noi. Abbiamo il nostro grande arco, vediamo un po'. Mamma mia, attenzione ragazzi. Vediamo, tac. Primo tiro mancato, attenzione, ce n'è un altro. I ribelli, eccoli, noi siamo antichi come queste frecce. Eccolo qua. Devo ancora capire come funziona la mira. Ecco, allora, maledizione, eccolo, attenzione. Bella, fatto fuori. Vediamo di raccogliere un po' di frecce. Devono essere qua. Ok, un'altra doveva essere appunto da queste parti. Ok, un'altra, eccola qui. Perfetto, mi sa che ne abbiamo persa una, l'altra non ricordo. Che è successo? Chi c'è? Chi c'è? Ma aspettate, ecco qua c'è una piccola macchinetta. Che è successo? Allora, voglio capire più o meno come si lanciano queste frecce. Allora, io da dove devo mirare? Vediamo un po' così. Ecco, devo far entrare il bersaglio tra i due punti. Ok, raccogliamo. Ragazzi, però basta sparare. Dove state sparando? Che c'è qua sopra? Basta, io li lascio perdere a questi. Vediamo di prendere questo bel camioncino e di dirigerci verso il punto A. Ok, guida, spara. Perfetto, possiamo sparare mentre si guida. E addirittura il freno a mano con la barra spaziatrice. Va bene, andiamo. Guidare e sparare. Puoi guidare e sparare se hai un'arma secondaria. Ok, possiamo addirittura lanciare oggetti. Possiamo premere il tasto shift per attivare la guida automatica. Perfetto. Allora, procediamo. Vediamo un po' la guida automatica. Ecco. Che belle queste musichette, eh? Allora, andiamo ragazzi verso il punto A. Ho visto che c'è un po' di, diciamo, discronia tra alcuni video e alcune parti sempre della voce del gioco. Però magari più avanti scopriremo come risolvere questo problema. Ho cercato di abbassare ancora un po' la grafica, forse questo è il problema, che è troppo pesante il gioco. Però adesso vedremo. Intanto noi procediamo. Possiamo... Oh mamma mia, attenzione, attenzione, niente, ci siamo catapultati. Va bene, procediamo. Un'altra schermaglia. Intanto noi mentre andiamo verso il nostro posto deve essere appunto da quella parte. Ecco, se saliamo le montagne. Intanto abbiamo una granata, 2 pezzi di carne, dei coltelli da lancio. Ok, là addirittura c'è una piccola zona per scavalcare. Prenderò un po' di pratica con l'arco adesso, Intanto scavalchiamo ragazzi. Qua c'è ancora un'altra zona da scavalcare. Ok, ho deciso di fare i video di ragazzi di 15 minuti, così siamo tutti contenti. Io sono contento perché li carico in meno tempo e voi siete anche contenti perché non state troppo tempo davanti a un video. Ciao ragazzo mio, come stai? Ciao bello. Allora ragazzi, noi andiamo adesso al punto A. Vediamo chi c'è qua che parla. Ah, l'arco. Ah, i sottotitoli dovevo attivare di nuovo. Mannaggia, mi sono dimenticato. Ciao. Ciao balla. Va bene. Se lo sapevo non lo compravo. Bene. La tana dei lupi. Attiviamo i sottotitoli. Credo che sia in generale. Sottotitoli, eccoli qua. Mettiamo italiano. Esc. Abbiamo messi, ok. Incontra Canaan, deve essere a 350 metri. Intanto abbiamo un arco nuovo. Vediamo un po'. Ecco qua, arco da caccia. L'arco che avevamo prima dov'è? Aspettate, vediamo un po'. Ecco, niente, purtroppo l'abbiamo rimosso.
Vediamo un po'. Sì, 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 sì. Va bene, procediamo. Qui c'è un quad. Allora, ragazzi, dobbiamo andare dall'altra parte. Vediamo se possiamo sparare con l'arco. No, purtroppo no. Allora, il quad, ragazzi, è pericolosissimo. Con il suo baricentro molto alto permette davvero di perdere il controllo rapidamente. Però, ragazzi, hanno appesantito davvero molto Far Cry 4 rispetto al 3. La grafica sicuramente è migliore. Io devo giocarlo come giocavo il 3. Quindi perché la scheda video è uguale. Non ho cambiato appunto nulla. Appunto perché le schede video oggi costano parecchio e purtroppo non si possono spendere soldi ogni secondo. Però eccoci arrivati. Allora, vediamo un po' qua cosa c'è. Ok, allora. Salve signora. Mamma mia, la signora che beve tutto sto vino. Qua cosa c'è? Un maiale? Cosa possiamo fare? Ciao. Una vecchietta che beve birra. Sì. Signora. Va bene. Va bene. Lupi? Però sta signorina che beve whisky qui alle 2 del pomeriggio è davvero un po' sbronza, quindi meglio lasciarla perdere. La posizione tattica, pelli di lupo tibetano. Allora, siamo nel Tibet, quindi è meglio andare da questa parte. Ok. Attenzione, il maiale ormai è morto. Attenzione, un lupo davanti a noi, ragazzi. Ore 12. Vediamo, tieni premuto. Allora, per incoccare la freccia e lasciarlo per scoccare. Vediamo di abbassarci. Eccolo là, il lupo. Probabilmente devo centrare nel mezzo. Vediamo un po'. Tac! No. Forse un pochettino più a destra. Tac! Beccato. Perfetto. Vediamo di procedere. Allora, raccogliamo quello che abbiamo qui davanti. Una freccia. Abbiamo un ottimo coltello. Possiamo recuperare le pelli del lupo. Qua dentro. Vediamo cosa c'è. Saccheggiamo del vecchio denaro. Munizioni di pistola 15.000 indios presi. Chiamiamoli indios, ragazzi, è meglio. Allora, ecco la nostra posizione tattica. Vediamo un po'. Ecco i lupi. Z per usare la fotocamera. Allora, vediamo dove sono. Vediamo di richiamarli alla nostra attenzione. 1, 2. 2 lupi. Bene, non credo che la freccia riesca ad arrivare fin là sotto, quindi è meglio farci un tuffo a mare. Ho visto un video su YouTube e mi ha permesso di vedere che i tuffi si possono fare da ogni altezza, quindi ci possiamo gettare tranquillamente. Usciamo. Ah, ok, vediamo un pochettino di arrivarci. Eccoli là. Ci deve essere un altro lupo anche dall'altra parte. Adesso andiamo. Shh, silenzio, eh. Ci potrebbero scovare. Siamo bagnati fradici, quindi è meglio uscire. Eccoli qua. Piano, piano. Eccolo. Vai. Beccato. C'è l'altro. Non l'ho preso. Beccato. Stanno scappando. È meglio continuare sulla nostra strada. Ce n'è un altro qui. Vediamo di scuoiarlo. Distruggi la tana dei lupi addirittura. Raccogliamo un po' tutto. Pelle di lupo tibetano. Beccato. Doppia pelle per uccisione netta. Altre frecce. Attenzione. Attenzione. Beccato. Beccato. Ce n'è un altro. Ottimo lavoro, ragazzi. Vediamo di scuoiare quest'altro. Ce ne devono essere altri però all'interno. Vediamo un po'. Proviamo a raccogliere quest'altra freccia. C'è anche un po' di pelle. Perfetto. Entriamo ancora dentro. Ottimo. Addirittura abbiamo una torcia. Possiamo scuoiarlo? Forse abbiamo raggiunto il massimo. Che caspita. Spostati. Forse abbiamo raggiunto il massimo delle pelli. Vediamo un po'. Questo ragazzo mio qui cosa ha? 22.000 indios. Tieni premuto 1. Allora, vediamo un po'. Allora, se clicco R, frecce incendiarie, bellissime. E frecce esplosive. Abbiamo solo frecce incendiarie. Ah, dobbiamo mandare a fuoco probabilmente tutto. Ok, proviamo a uscire. Un maialino.
Aspettate. Avevo visto quel barile lì davanti a me. La tana dei lupi. Ciao ciao. Perfetto. Ottimo lavoro. Torniamo da Canaan. Attenzione, un lupo. Ehi, lascia in pace il maiale. Ok, l'avrò schiacciato. Ottimo lavoro. Allora ragazzi, continuiamo. Proviamo. Guida automatica. Ma questa... Ah, segnale assente. Dobbiamo avere addirittura la strada. Ok, continuiamo. Vediamo se riusciamo a salire sopra. Perfetto. Abbiamo una luce su questo quad. Mamma mia, lo sapevo. Procediamo da quest'altra parte. Bene. Ecco la strada per Canaan. Vai. Eccoci arrivati. Scendo. Ottimo. Allora, andiamo immediatamente alla nostra zona di pattuglia. Vediamo un po' dove si ritrova la nostra amica. Ah, la vecchia ubriaca. Ah, tipo quadri. Ottima missione. La tana dei lupi completata. Perfetto. Sì, Longinus. Abilità. Vediamo di potenziare l'altra sezione degli elefanti. Vediamo un po'. Abbiamo punti di esperienza insufficienti, quindi facciamo da te. Fondina. Trasporta un'arma secondaria. Perfetto. Vediamo di crearla. E adesso possiamo portare un'arma di qualsiasi tipo. Adesso andiamo. Sì. Grazie. Intanto fammi vedere qua cosa c'è. Non c'è niente di che. Vediamo se ci possiamo prendere la petta. Da noi si chiama la petta. Perfetto. Guardate che figa. Addirittura la musichetta cinese. Vediamo. Bellissima. Andiamo. Piano. La lapetta. Ci possiamo mettere a vendere la frutta con questa cosa. Vai. Lì addirittura c'era il commerciante. Scendiamo a tutta forza. Vai. Eccola. Passiamo all'interno. Attenzione, scendiamo di qua. Vai con la lapettina. Gira. Mai senza marce. Le lapette hanno tre marce di solito, che si cambiano con il volante. Questa proprio ha le ruote fighissime. La nostra è un cingolato, diciamo. Questa ha le ruote. Vai. Scendiamo da questa parte. Sentiamo un po' la musica. Bella, con i fiori addirittura qua dentro. Si morirà appunto chi soffre d'allergia. Qua dentro non potrà stare. Andiamo. Ecco la nostra L. Intanto abbiamo schiacciato un topo. Beh, ce ne freghiamo. Tanto vediamo di scendere. Mamma mia, tutta forza. Solo armi secondarie. Non abbiamo nulla. Intanto il nostro Longinus è a 100 metri da noi, probabilmente. Oh no, ancora ci vuole ancora... Ci sarà ancora un po' di strada. Perfetto. Procediamo. Ma sembra più che altro una musica araba. Non sembra musica indiana. Vediamo un po'. Eccoci qua. Longinus deve essere alla nostra destra. Eccolo qua. Vediamo di procedere. Eccoci arrivati. Vediamo di scendere. Bene. Che sono sti spari? Ah, la chiesa, giusto, è un prete. Vediamo un po'. Un prete con le armi, un po' un controsenso. Ah, Longinus.
Ah, bello questo prete. Bello questo prete, ragazzi, eh? Mamma mia. Non penso che sia proprio così, eh? Andiamo ragazzi, mamma mia, un po' su di giri questo prete. Allora, ecco la Scorpion, vediamo di andare alla petta, eccola qui. Giriamo, giriamo, giriamo. Vai, 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 vai. Perfetto. Allora, a 700 metri ci sarà il nostro obiettivo. Attenzione alla petta. Alzati, alzati. Bene. Tutto a destra. Vai a Banapur, stanno attaccando gli avversari, quindi è meglio dirigerci. Ma chissà come riesce a prendere ogni tanto questo il nostro numero di telefono. Probabilmente avrà una radiofrequenza. Abbiamo 5 minuti per arrivare al nostro obiettivo. La lapetta spinge più che può, ma a quanto pare non è al massimo. Cosa c'è qua? Ah, dei paletti, attenzione. Eccoci, quasi arrivati. 190 metri, è meglio continuare. Lasciamo perdere il quad. Ok, eccoci arrivati nella zona d'attacco. Proviamo a girare il tornante. Vai, 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 vai. Perfetto, meno male che adesso possiamo portare ben 2 armi.